Una storia, per fortuna, a lieto fine. Dopo una notte angosciosa, questa mattina alle 9 meno 10, il messaggio che tutti speravano di ricevere. Il bambino è stato trovato. A riportare dai genitori Francesco, il bambino mestrino di 9 anni scomparso ieri nel tardo pomeriggio nei boschi sopra Tambre, è stato l'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco di Venezia. A ritrovarlo un escursionista della zona che lo ha avvistato in località Filon del Vivaio sul sentiero tra Malga Pian di Lastre e il rifugio Semenza. Con l'appello che abbiamo fatto ieri sera all'1:30 abbiamo cercato di dare quelle informazioni che chi veniva a camminare qui nelle prealpi da noi a Tambre potesse magari riscontrare lui durante le camminate sui sentieri, perché la rete sentieristica è molto battuta e sono tanti i sentieri, no? Anche le tracce degli animali, quindi poteva essere che ci fosse stato un avvistamento da parte di un utente esterno. Pur se dopo una notte nel bosco e dopo un temporale, Francesco è apparso abbastanza tranquillo, disponibile a fare un giro in elicottero quando i soccorritori glielo hanno proposto per riportarlo al campo base, dove la prima cosa che ha chiesto ai genitori che lo abbracciavano è se avessero una banana da dargli. Stava bene, quando è stato scaricato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco il ragazzo era tranquillo, stava bene, in buone condizioni, poi c'erano i suoi genitori e l'hanno subito abbracciato, consolato e dunque era assolutamente tranquillo. Le ore precedenti sono state di grande tensione. Il bambino era sparito ieri sera a Malga Grant sopra Col Indes. Il padre si era fermato a leggere un cartello quando si è reso conto che il figlio non c'era più e non era tornato verso Sant'Anna, dove la famiglia trascorre le vacanze. Verso le 18 ha lanciato l'allarme. I soccorritori hanno allestito un campo base presso l'agriturismo Montecavallo e per tutta la notte un centinaio di persone hanno battuto a tappeto ogni sentiero nell'area circostante il punto da dove era scomparso. Pensate che la prima ricognizione che abbiamo fatto con l'elicottero abbiamo dovuto ripiegare e farlo ritornare in base perché le condizioni erano proibitive. Quindi lui si è preso questo temporale e probabilmente si è protetto sotto gli alberi e ha continuato a camminare. Questo gli ha permesso di rimanere in vita per poi questa mattina di essere ritrovato. Sono intervenuti vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri, unità cinofile, volontari, un elicottero del SUEM e sono stati utilizzati cani molecolari, termocamere e droni con visori specifici per il buio. A notte fonda per qualche ora le ricerche erano state sospese per riprendere con le prime luci dell'alba e avere il migliore epilogo possibile con l'annuncio del ritrovamento. Con la collaborazione di tutti, tutte le forze in campo e anche i volontari che sono venuti con la sobrietà di partecipare alla ricerca hanno permesso di raggiungere un risultato veramente ottimale.